Salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovo video no. È il primo video che stiamo a manco. E in questa serie di Minecraft ho fai una cosa un po' spippiosa su Sadrus. Poi seguire a imparare questa lingua nostra. Ecco, questo è questo che si ho lunare. E con questo possiamo cominciare partita. Creiamo un mondo, diciamo. Anzi, che sto facendo anche serio. Perché anche se manca io poi picciocco su canco fuori un mau mi va bessi pure. Allora, difficoltà difficile e lo chiamiamo mondo sadro. Regole del gioco, vabbè, altre opzioni del mondo, comandi di sopravvivenza, ok. E poi avete a suo caricamento del suo mondo. Os altri dovete segare su video da può avere, purtroppo. Oh, eccoci qua. Se sono nasceto in questo mondo, che mi pare, non mi pare di legge un mese, Secondo me va bene. Adesso mi sta un po' ecco qua. Andato già bene. Io so che stavo una bidda viticchedda. Barra muovi. Isavisi. Ecco, eccoci qua. Questi ci punti domus de villager. E com'è che si fa da correre in acqua? Ok, allora vediamo cosa possiamo raccogliere innanzitutto. Oh, questo è un forredde, una zeminere. No, questo non è ferro, vero? No, no, non mi pare. Allora, quindi possiamo provare. Ecco qua, innanzitutto questo ce lo prendiamo. Sul letto povero cassa un'otti. No, io entro. Non c'è niente. Questo sono da causa per te. In caso srevi devo usare gli animali se entro. Brocco sono bravesi. Se manco si fa adesso su trigo o vai vanese. Quindi sai ancora più bio un nasconde lo diciamo, non è qui, no? Ma non hai altro, vero? Che si conosce so benissimo. Uno ti corditi, là, ti corditi. Là, pisetto. Ok. E poi andato, vado su 10. Ehi, meta? Dov'è il trigo? Mm. Sì, va adesso. Si serve di stare lì in lavoro. Andato ad assagare. E si fa adesso. Sta mezza po' traballo. Torna a prantare pure questo. Questo si usa ecologista. Ok. No, questa si serve adesso a 3 linee di lavoro, no? Eccolo qua. Qua ci servono invece le torce. Manco va a farsi a luce a notte. Ok. Allora, cosa posso fare? Posso fare benissimo una cosa. Allora,
Questo. Poi vai, sa madrenda. Ok, da su noi. No. Già fastidioso, Ok. Adesso questo. Adesso. No, no, no. Stiamo sbagliando. Perché ci dobbiamo fare? Ok. Eccoci qua. Devo pausa. Giusto. Povaita. A posto. Questa domicella mi piace. Difatti questo lo è da fuori che mi piace, non dentro. Dentro forse preferisco una cosa del genere. Eh sì. Però allora, qua dentro abbiamo lasciato il tavolo da lavoro. Ci facciamo il piccone. E io buffai usato, sto ubriaconsi. Ok. 2 e tornato. Entra questo addomo. Adesso questo è noi. Questo da rogauso. E si fa adesso. Cosa da vedras? Poi si fa sa lepedda a manna. Sa leppa. Questo non è sommido. Questo sarà logicamente un alloggio momentaneo, quindi non è che rimarremo qua per sempre o... Ok, questo lo facciamo così. 2. E poi giusto giusto per farci l'accetta, che si fa così, giusto. Logicamente utilizzeremo solo per il momento, quindi questo piccone lo iniziamo già a buttare, volta non si leva da nuda, a noso. Uniamo il luci se noi accanto e ci va. Poi non si fa ricordare da questo so. Dal mostro, diciamo. Da questo per la bagassa, sarà? Sì, là. Non l'accetta, lo tagliamo a mano. Intelligenza che voto. Quella che piace è questa, quindi taglieremo questa. Questa lì è la prima cosa che si deve pisegare. Poi arriva tutto l'altro. Ma salina è salina. Allora, meva.
blocos di tutto teniamo in questo luogo. Poi teniamo su qualche cosa, quella è la prima cosa. Errore. Questo letto non mi serve con una mamma tua. Oh, vediamo quanto ne ho preso. 10, con 10 dovrebbe uscirne e ci facciamo il baule. Sì, bravo. E te che non ti indivesi, sa? Ah, e te. Cadico. Va. Ragazzi, io cerco di limitarmi anche, ma dopo un certo punto anche mi escono, le paroline magiche. Fuori un mouse. Mamma tu ancora. Ma te l'ho detto, non mi ascolti e fai fine brutte. Quasi fini legge, o no? Ok. Siamo nel Sadrome. Ah, buongiorno a tutti. Qua sembrerebbe tutto tranquillo. È sempre meglio. Questo no, questo è su. Queste non ci servono, anche se le abbiamo tagliate lo stesso. Questo serve. Le luci prendiamo queste. La dobbiamo riconoscere per la nostra casa. Vediamo cosa facciamo oggi. Innanzitutto proviamo a vedere se c'è qualche miniera. Ok, bocciare su questo vago di blocco su 10 punti. Bah. Ehi. Gocci punti bravesi, ma che non si sreventi poi dentro. Ah, no. C'ha di pesci puro. Dossa. E voi te? E niente, dobbiamo andare in miniera, assolutamente. Questo dove ne saccoi. Però prima se devo ubicare su gravoni. Allora, intanto per il momento abbiamo 30 panini. Questi li mettiamo qua. No, i panini ce li prendiamo, ragazzi, li mettiamo qua, ok. E ci facciamo la pala. Quindi questi ci servono. E quando andiamo a miniera, anche questi. Ci facciamo la pala. E ci facciamo la pala, appunto. Ok. E quindi cerchiamo una galleria. Qua ho visto qualche cosa, ma mi sa che non c'è niente. Qua invece secondo me c'è qualcosa, ma non mi fido perché no, sicuramente è troppo lontano. Non c'è sommari. Sono miniere. Devo scavare io, se no non mi fido. No, porca droga. Devo via dall'in. Latte mi serve. Speriamo che rimaniamo a mezzo. A non morire. Beh, porroga o. Vabbè, sicuramente. Ok, scaviamo qua. Sperando di trovare, mi serve assolutamente carbone. E poi, vabbè, ferro assolutamente lo stesso. Vedi? Allora, mi hanno detto ok. E beh, c'è.
Un cazzo diciamo. O c'è qualcosa, no? No, mi pare di che non c'è nulla, no. Cioè noi che mi parli? Aici. No. Madonna. Abbiamo solo 4 torce. Manco studio del ferro. Il suo gattao. Proprio nuda. Qua, questa torcia la togliamo, poi non sbattete nuda da ninguno. E se vi causa costa pure. Tanto ce l'abbiamo qua. Ok. Sì che sto pensando. Non si arroga da subito. Ah, lapiscazzoli. Questo da livello, sa? E c'è niente. Ok, e si coglienti questo, tanto non è che servono così tanto. Allora. Qua già vedo cosa che mi piace, però con la lava un po' di meno. Qua noi dovevamo avere, anzi, dovrebbe scendere così il livello. No, scalosi, questo scurio non mi piace. Ok, qua si continua con la grotta. Si continua con AI. Ok. Ferro, 1. E poi ricorda. Bello mondo. Comunque, il carbone ci serve, quindi per fortuna già ce n'è. Ok. Mi dovete scrivere nei commenti, sperando questo video comunque sia faccia il suo riscontro, perché a me piacerebbe tantissimo. Mi dovete scrivere nei commenti a cosa serve il rame, perché io proprio non lo so. L'hanno messo da poco, per cui pago da vai, cioè. A me farebbe molto piacere questa iniziativa. Adesso a fine febbraio devo partecipare ad un programma che riguarda praticamente il raccontare un libro in lingua sarda. Dovrebbe uscire su Rai 3 e poi dopo che finisce su Rai 3 dovrebbe entrare in Rai Play, così da poterlo far vedere a tutta l'Italia. Perché? Perché io tengo molto al continuo della nostra lingua. Quindi ecco, i bambini devono imparare a parlare il sardo. Bisogna far smettere a certi genitori di dire parlare il sardo è perché vuol dire che sei grezzo, vuol dire questo, bastoraccio. No, non è così. La lingua sarda deve continuare, che sia logudorese, che sia gallurese, che sia barbaricino, che sia campidanese, che sia cagliaritano, perché comunque sia anche quello è un dialetto del sardo campidanese, perché le due lingue principali sono il logudorese e il campidanese. Niente, mi piacerebbe molto avere questa iniziativa. Ecco, aver iniziato questa iniziativa, sono ancora più contento di iniziare, ecco, questa iniziativa, anche se scusate il gioco di parole. Ok. Gesù punti sprecato comunque. Abbiamo una torcia, quindi possiamo scavare ancora per poco. Dobbiamo scavare più giù di qua, che siamo a livello. Siamo al 25 mi sa di blocco. Esatto, infatti siamo al 25. Perché più o meno dal livello 12 fino al livello meno 60 possiamo trovare diamanti, o anche, cioè, diciamo diamanti, da diamanti in su, diciamo. Qua fino a quando vediamo poco a poco rimaniamo così, perché purtroppo abbiamo solo una torcia, anche se ne possiamo fare altre. Vabbè.
nidificato nei vostri paesi? Ripeto già la domanda, da me no, come al solito. Non nevica. E spero che se ha nevicato nei vostri paesi non abbia causato danni come ad esempio Deslo che ha portato via la corrente per un bel po' di tempo, come in altri paesi anche nel Mandrulesai. Ah, sento un rumore di zombie. Infatti. Troppo alto in noi. Siamo ancora poco equipaggiati, sinceramente. Per il momento ci facciamo bastare 6 pezzi di 6 pezzi di ferro la pedra. Ok. Intanto qua si è fatto notte. E giustamente si sono fatti. No, è una zona tranquillissima questa, da quel che mi sembra. Comunque, torniamo a dormire. Ok. Ed eccoci qua. Allora, adesso facciamo 2 fornaci, 2 zimineras. Aici. Poneso e noi su verro e in questa travatti poneso sta cosa o appaia. E intanto facciamo anche un'altra fornace. Ok, nel prossimo episodio vorrei innanzitutto spostarmi e poi eventualmente andare a scoprire la miniera e basta. Comunque qua mi muro perché sennò so già che i villager mi verrebbero ad aprire. E con questo ragazzi vi saluto, un grande saluto a Zibidi e poi sul logo d'oro a men servire a totus e, e basta. Con questo vi auguro un bello proseguimento.